Seconda corsa, cavalli di 3 anni, di buona categoria, la distanza è quella del doppio chilometro. Sono 11 al via, 1 Baglio TRS Risaia, Alessandro Muretti, 2 Bluegrass S Andrea Farolfi, 3 Batman Davide Di Stefano, 4 Bonnie Tyler Jet Vincenzo D'Alessandro Junior, 5 Benny Trio Marco Stefani, 6 Beatrice Chris Vincenzo Gallo. Seconda fila 7 Bellamente Sandro Miraglia, 8 Bold Per Tommaso Gambino, 9 Back on Top Roberto Vecchione, 10 Bruno Sca Vincenzo Piscoglio, 11 Battisti Griff Antonio Greppi. Desiste Beatrice Chris. Stacco della macchina veloce, all'esterno Benny Trio, ma di dentro vediamo Bluegrass S. Alla fine Benny Trio insiste e passa sulla prima curva. Poi vediamo Baglio Risaia, TRGF e gli altri. Molto svelta questo primi 200 metri, 14,5 per il figlio di Pitagora B, che passa in vantaggio al primo passaggio davanti alle tribune, davanti a Bluegrass S, poi Baglio TRFS Risaia, davanti a Batman, poi il 9 di Back on Top che accenna all'anticipo. Tanto il primo quarto in 29,6, mantiene cadenza elevata. Marco Stefani con Benny Trio e arriva ai 600 metri in 45,4, con sempre Bluegrass nella sua scia davanti a Baglio TRGF Risaia. Poi Batman esce all'esterno Roberto Vecchione con Back on Top. Intanto Benny Trio finisce il primo giro in 1 minuto e 5 decimi, ritmo costante, fanno un po' fatica i cavalli all'esterno. Siamo ormai in prossimità del primo chilometro, che Marco Stefani passa in 1:16,2. Secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Bluegrass S in seconda posizione alla corda, Back on Top di fuori scoperto, terza ruota per Battisti Griff già da 400 metri. Poi in seconda pariglia è Bold Per, 14,6 qui davanti alle tribune, con sempre in vantaggio Benny Trio davanti a Bluegrass S, poi Baglio TRGF Risaia, Battisti Griff di ancora stazione in terza ruota, curva passata in 14,8, retta di là, ancora in controllo Benny Trio su Bluegrass S. Ora Baglio sposta dalla terza posizione alla corda, poi ancora vicino ai primi anche Batman. Bellamente guadagna di dentro, retta di là passata in 14,7. Benny Trio ora deve fronteggiare l'attacco di Baglio TRGF Risaia, l'errore di Bluegrass S che era seconda alla corda. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione. Bluegrass Ultima AS curva passata in 15,2, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Benny Trio, poi Baglio TRGF Risaia. All'esterno avanza anche Bellamente, ultimi 50 metri, Benny Trio si difende da Baglio, mentre finisce bene Bellamente al quarto posto Batman. 1:15,3 la media sul doppio chilometro per Benny Trio, la seconda vittoria in carriera per questo figlio di Pitagora B e Face Trio per la scuderia Trio. Training di Michele Favaron, Paolo Leoni e Marco Stefani, che ne era alle redini e con un bel percorso di testa ha portato alla vittoria Benny Trio, la quota in chiusura di 3,59.